Ok, caríssimos, caríssimos. Ok, caríssimi. Prezioso qua novamente che possiamo studiare la parola di Dio. E questa settimana stiamo camminando, lavorando l'importanza di avere fiducia negli altri. Questo gruppo di studi che noi stiamo lavorando, la mutualità, o quanto è prezioso vedere o senso di un rapporto umano e di crescita come chiesa, come comunità. E oggi vogliamo studiare questo senso di avere fiducia negli altri. E quando parliamo già questa frase, tu já deve pensare: ah, pastore, é difficile avere fiducia, tu non conosci questa persona, tu non conosci la mia storia, o quanto eu sofferto. E veramente a vita nel rapporto umano è così. E biblicamente, já quando noi vediamo, studiamo e conosciamo tanti personaggi che hanno inserito la fiducia e dopo è venuta una sofferenza di un tradimento. E in Salmo 118, versetti 9, 8 e 9, dicono così: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. E è interessante che questo Salmo já te dà questa linea di pensiero, o quanto è più prezioso avere fiducia nel Signore che negli uomini, o quanto è prezioso avere più fiducia nel Signore che negli principi, nelle autorità, possiamo dire. Ma o senso oggi è lavorare anche di fiducia nelle persone. Ma la Bibbia ci insegna che la nostra fiducia più completa è nel Signore. Se noi leggiamo anche il Salmo 41, versetto numero 9, 41:9 dice così: anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Leggere questi versetti e vedere la storia di questo personaggio qua, di Davide, e percepire che anche lui ha sofferto con un amico che mangiava con lui, che era accanto a lui, e che anche questo amico si è schierato contro di lui. Perciò io non posso perdere mai il senso che l'unica persona che non mi abbandona, che non mi tradisce, che continua a essere la stessa, è Dio. Perciò noi dobbiamo avere questa sicurezza e avere questa esperienza che solo Dio non ci abbandonerà mai. E avere questa fiducia nelle persone è un passo che io devo fare e crescere in un modo molto attento, con molta attenzione verso queste persone. Proverbi 3, capitolo 3, versetti 5 e 6 dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore, confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Novamente percepiamo la bellezza di avere la fiducia nel Signore. Percepiamo novamente che la mia completa fiducia, senza avere una delusione, è nel Signore. È in Lui e è con Lui che io devo camminare questa strada. Perciò tante volte troviamo delle persone che ci tradiscono, tante persone che abbiamo messo la fiducia in qualche persona e dopo noi creiamo una delusione che noi non vogliamo più avere un rapporto con gli altri. E questo è un pericolo che noi soffriamo e che noi dobbiamo stare attenti. Noi dobbiamo avere fiducia sì negli altri. Dobbiamo stare attenti di come creare questa fiducia, quello che noi vedremo oggi. Perciò avere questa fiducia negli altri è molto collegato con amare l'altra persona. Avere collegamento di anima con questa persona. La vera intimità só può essere conquistata attraverso di una onestà e di una fiducia completa. Perciò quando percepiamo che esiste questo da parte mia, quando percepiamo che esiste questo da parte dell'altra persona, onestà, e possiamo percepire che questa fiducia comincia a essere sviluppata, possiamo percepire che quella persona è fidabile. Eu devo camminare in questa strada per sentire questo. Galati 6:2 afferma così: portate i pesi gli uni degli altri
e adempirete così la legge di Cristo. Avere la fiducia, avere questo modo di camminare e onestà con l'altro, è sapere che io devo camminare insieme a questa persona a portare i pesi. Tu já percepito che creare questo rapporto con una persona è sapere che io devo portare i pesi, le difficoltà, le sofferenze dell'altra persona. Ebrei 10:24 afferma: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Ossia, o camminare con gli altri, portare i pesi con gli altri, cria intimità, comincia a fortificare un rapporto, e qua dice che noi dobbiamo stare attenti gli uni con gli altri per promuovere questo amore e promuovere le buone opere. E cominciare a creare questo collegamento, creare questo gruppo, creare questa amicizia che si approfondisce in un'intimità con l'altra persona. Giacomo capitolo 5, 14, dopo versetto 16, dice così: c'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa e si pregano per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Ossia, c'è qualcuno che soffre. Io devo agire e chiamare gli altri per un intervento, chiamare delle persone per agire in quel momento, portare i pesi uno degli altri, entrare nella vita, nella sofferenza degli altri, avere empatia. Versetto 16 di Giacomo 5: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. E adesso tu mi dirai: confessare i peccati gli uni agli altri? O senso di avere fiducia, di cominciare a creare questo rapporto di amicizia, di intimità, è il senso di cominciare a portare i pesi di uno degli altri. C'è il senso di avere l'attenzione di stare lavorando insieme. C'è il senso di vedere la sofferenza dell'altra persona e chiamare il responsabile per stare con quella persona. C'è il senso qua di confessare i nostri peccati. E qua non è una strada semplice. Confessare i miei sbagli a un'altra persona è perché già sta creando un'amicizia, una fiducia. Tu hai un grande amico? Tu ce l'hai una fiducia in qualche persona che tu possa aprire il tuo cuore? La vera fiducia e amicizia esiste quando io sono pronto a aprire il mio cuore a una persona. E quando questo brano qua parla di confessare i vostri peccati gli uni agli altri, parla di confessare i nostri peccati agli altri. Non è una strada semplice, perché parlare dei nostri buone opere, di quelle belle cose che facciamo è semplice, ma parlare dei nostri problemi, parlare dei nostri difetti è una difficoltà. E tu puoi immaginare parlare anche quando sbagliamo, a difficoltà si diventa molto più grande. Io só posso parlare delle cose belle che io faccio, delle cose che io non sono riuscito a fare e dei miei sbagli, è quando comincia a avere una fiducia con quella persona. Se la Bibbia ci insegna che io devo avere questa intimità, se la Bibbia ci insegna che io devo avere questo rapporto, è perché io devo camminare in questa strada, io devo fortificare questa strada, e è tramite questa strada che il mio collegamento con Cristo sarà più forte. Tu ce l'hai degli amici che tu apri il tuo cuore? Tu ce l'hai di amici che tu riesci a portare i problemi suoi? Tu ce l'hai di amici che tu riesci a confessare i tuoi sbagli? È in questa strada che Dio ti sta chiamando a vivere. Perciò avere questo modo di confessare è avere una creazione di una famiglia. Mi piaceva tanto vedere quei film, vedere quelli sulla TV, quando esisteva quella serie delle famiglie nella storia, dove esisteva su quel tavolo che loro si radunavano e condividevano tutto. E la Chiesa e o camminare con la fratellanza, con il gruppo delle nostre comunità, è avere questo senso di amicizia, che io possa avere fiducia negli altri e aprire il mio cuore agli altri. Chi porterà i miei pesi? Gli altri.
Chi potrà avere empatia con me? Gli altri. Chi potrà ascoltare i miei problemi? Gli altri. E è quando ci sono delle persone così che la mia vita si diventa molto più leggera, molto più bella. Leggera nel senso di tranquilla, in pace. Quanti credenti che noi troviamo che sono sempre tristi, sempre vivono una vita pesante perché non hanno fiducia negli altri oppure non dimostrano un atteggiamento, un comportamento di manifestare fiducia negli altri. Sono sempre diffidenti. E quando sono diffidenti è perché non hanno fiducia neanche in se stesso verso gli altri. Quando comincio a creare questo atteggiamento verso gli altri, io comincio a avere fiducia verso gli altri. Come essere fidabile? E qua che eu devo analisare questa storia. Como que eu posso essere fidabile agli altri e cominciare a analisare gli altri che io possa avere fiducia negli altri. E è interessante che Matteo, Gesù ci insegna tanto in questo modo. Matteo 5:37 c'è un brano prezioso su questa storia. Matteo 5:37, ma o vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Ossia, o mio parlare deve essere chiaro, trasparente, sincero, preciso e unico. Il mio modo di cominciare a avere fiducia negli altri è quando il mio parlare è così, chiaro, preciso e vero. Un modo di conoscere una persona, di avere fiducia, è che il parlare di quella persona sia sì, sì, no, no. Fiducia, chiara, trasparenza. Perciò il senso di camminare con questo gruppo di persone e avere questo rapporto con le persone in questo modo. Giacomo 5,12 parla così: soprattutto fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. Eu só posso avere fiducia quando il sì di quella persona è sì, quando il no di quella persona è no. Eu só posso manifestare che sono una persona affidabile quando il mio sì è sì, quando il mio no è no. Perciò quando studiamo questi concetti è prezioso vedere che adesso comincio a diventare una persona vera, veritiera, giusta, corretta. Tu ti senti così? Tu ti senti una persona affidabile? Gesù, quando ha insegnato ai suoi discepoli questa linea di pensiero, quando stava parlando questo in Matteo, lui stava parlando che i suoi discepoli dovevano avere questa caratteristica. Perché quando lui ha fatto questo insegnamento sul sermone sul monte, lui ha lasciato questa caratteristica ai suoi. Il cristiano non può andare oltre a un sì, oltre a un no. Quello è quello. E è quello il modo che dobbiamo imparare a crescere. O cristiano deve essere una persona discreta e allontanarsi delle cose che non sono vere. In portoghese c'è una parola bellissima, fofoca. In italiano, pettegolezza. O cristiano non si coinvolge con un forse sì, un forse no. O cristiano è coinvolto in un sì, è coinvolto in un no. Perché non può andare oltre questo. Cristo Gesù stava insegnando, allontanatevi di questo. Ci sono dopo tanti versetti che chiariscono questa linea. Proverbi 20:19. Chi vais parlando palesa e segreti, perciò non ti mischiare con chi apre troppo la bocca. Essere discreti, la discrezione è una cosa preziosa. Perché chi scopre i segreti e comincia a aprire troppo le labbra non è affidabile. Stia attento alle persone che tu stai aprendo il cuore. Se è una persona che parla troppo, stia attento.
Il nostro parlare deve essere sì, no. Sì, no. Il nostro parlare deve essere poco, ma preciso. È di là che cominciamo a avere la fiducia e chiarezza. Non ti mischiare con le persone che apri troppo la bocca. Proverbi 20:19. Io devo stare attento con questo gruppo di persone. Timoteo dice così, 1 Timoteo 5:13. Inoltre imparano anche a essere oziosi, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziosi, ma anche pettegoli e curiosi, parlando di cose delle quali non si deve parlare. E o consiglio qual che Paulo stava dando a Timóteo, questo gruppo di persone, era un gruppo di persone che andavano nelle case con le pettegolezze e con le cose che non sono giuste. Con questo gruppo di persone non si crea fiducia. E io non posso essere così. Qua quando dice andando attorno delle case, se fosse in questo periodo sicuramente Paulo stava dicendo com i suoi telefonini in mano e chiamando uno, chiamando l'altro e chiamando l'altro e parlando della sua vita, della sua storia e parlando degli altri. Non è in questo modo che funziona la Chiesa di Dio. Non è in questo modo che funziona un rapporto di fiducia. Io devo avere fiducia con le persone che sono precise e chiare nel parlare. Il mio atteggiamento deve essere chiaro, preciso e veritiero. Un grande sbaglio che tante volte facciamo. Mi piace sempre la storia di Giuseppe. Questo periodo anche di Natale c'è Maria e anche Giuseppe, i genitori di Gesù, ma c'è a storia di Giuseppe in Egitto, quando lui stava in quella casa di Potifare, quella donna, e la gente ha ascoltato solo la versione di quella donna, e Giuseppe è andato in prigione. E è interessante che tante volte quando noi ascoltiamo soltanto una sorgente di una storia, noi cominciamo a prendere quella sorgente come veritiera. E creare o senso di fiducia è avere la verità completa e non solo una sorgente. Perciò delle gente curiosa che sono pettegoli, vanno nelle case, questo può creare problemi. Che non sia la tua caratteristica, che non sia la nostra caratteristica di stare parlando delle cose che non sono precise e chiare. Avere fiducia in una persona, il mio atteggiamento non deve essere così. E Paulo stava dando questo consiglio. Secondo Timoteo 5,16, evita le chiacchiere profane, perché quelli che la fanno avanzano sempre più nella impietà. Perciò evita. Se tu vuoi essere una persona di fiducia, se tu vuoi camminare con fiducia con gli altri, il tuo parlare sia sì, no, e non andare oltre, perché altrimenti apparteniamo a lì. Quando entriamo in questo senso di aprire troppo la nostra bocca, stiamo perdendo la fiducia in noi stessi. Matteo 18, il senso di creare questo rapporto di avere fiducia, dice così: se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrà guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come un pagano pubblicano. Ossia, la chiarezza di avere la fiducia nel parlare è che quel parlare sia preciso e chiaro. È in questo modo che noi cominciamo a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone. E perciò che Gesù ci dà questo insegnamento e questo principio di camminare uno con gli altri. In Galati 6:1 c'è un versetto prezioso che se qualcuno sbaglia, che cosa devo fare? Fratelli, se uno viene sorpreso na colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. O senso di avere fiducia è correggere quando sbaglia e avere un atteggiamento per sistemare la storia e dopo entra il perdono, che tra poco noi vedremo qua. Perciò quanto è prezioso creare questo rapporto
tramite un parlare che sia preciso e veritiero. Oggi, tante volte nella nostra comunità, stiamo perdendo questa bellezza e la grandezza di vedere la verità in ogni parola. Perché oggi noi pensiamo troppo in noi stessi, nella nostra autodifesa, nel nostro egoismo per difendere a noi stessi. E stiamo perdendo un Dio che prende cura di noi, è un Dio che ti difende, è un Dio che ti protegge. Non sono io. Perciò la verità è una cosa precisa e la chiarezza. Parlare la verità e comunicare questa verità in amore è la grande sfida nostra. Eu devo parlare la verità in amore, per non uccidere una persona. Colossenses capítulo 3, versetto 9 e 10. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dall'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti di un nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che le ha creato. Sì, no, non mentire, la verità. In questo modo si percepisce dove si crea un rapporto di amicizia e un rapporto di fiducia, quando esiste questa verità. Per continuare questa strada e di avere fiducia in una persona, è molto importante vedere che questa persona está in 2 Timoteo 2,15, quando dice così: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Sì, no, la verità in amore, e vedere che questa persona está havendo um esforço de essere um uomo que se apresenta davanti a Dio approvato. Quando tu cominci a vedere queste caratteristiche in una persona, è una persona che tu puoi avere la fiducia. Quando tu cominci a inserire queste caratteristiche nella tua vita, tu stai dimostrando che tu puoi essere una persona di fiducia agli altri. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio com uma pessoa que é empenhada com a parola de Dio e que não há vergonha de avere questa conoscenza e questo rapporto con Dio. Perciò noi dobbiamo stare attenti a questo modo di camminare e camminare con una bocca per benedire. L'altra caratteristica che eu devo vedere una persona che veramente desidera essere una persona di fiducia, che è una persona trasparente, chiara, una persona che veramente dimostra un timore a Dio, está em 1 Giovanni 3, 17 e 18. Perché se qualcuno possiede di beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parola né con la lingua, ma con fatti in verità. Un'altra caratteristica per avere fiducia in una persona è che è una persona pronta a servire agli altri. Tu vedi che è una persona che c'è il suo sì, no. Tu vedi che questa persona ha un sforzo di manifestare questa parola, di crescere per essere approvato davanti al Signore. Tu vedi che questa persona è sincera in tutto quello che fa. Tu vedi che questa persona è trasparente in quello che fa e dice la verità. Tu vedi che questa persona ha un sforzo di agire e manifestare appoggio a quelli che hanno bisogno. Sono queste caratteristiche che ti insegnano questa persona di fiducia. Sono queste caratteristiche che ci insegnano. Io posso essere una persona di fiducia. Perciò la mia bocca è per edificare. Il mio cuore mantiene i segreti. Perciò il mio agire è per edificare gli altri. Quando cominci a vedere queste caratteristiche, cominci a vedere che è una persona timorata da Dio e che è una persona che serve, che ama gli altri e che agisce verso gli altri. Avere la fiducia verso gli altri è avere una conoscenza di queste caratteristiche di persona e che io possa manifestare questo. L'altra caratteristica importante sta in Filippesi 1,6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù, di Cristo Gesù. Una persona condotta dallo Spirito Santo, condotta da Dio, è una persona che percepiamo che è guidata da Dio
è una persona spirituale, è una persona con timore da Dio. Ha iniziato un'opera e adesso questa opera continua, perché lo Spirito Santo la condurrà. Perciò, se noi vogliamo vivere una caratteristica spirituale, è sapere che questa persona, o io, deve essere guidato dallo Spirito Santo. Non sono io che vivo, non è quella persona che vive, è lo Spirito Santo che la guida. E una persona guidata dallo Spirito Santo, io posso essere pienamente sicura che io possa avere fiducia in questa persona. Gesù tante volte vediamo Gesù che ha dato questi consigli, ma c'erano dei momenti che Gesù analizzava le persone. E Gesù percepiva che c'erano delle persone che lui non aveva fiducia. In Giovanni 2, 23 e 24 dice così: mentre egli era a Gerusalemme alla festa di Pasqua, molto credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che gli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti. Interessante questo Gesù che ci dà l'insegnamento delle caratteristiche, in modo che io possa essere una persona di fiducia e conosco una persona di fiducia. Anche Gesù ha detto: io non mi fido di tutti. Eu non mi fido di tutti. La conoscenza di una persona è che mi porterà a avere fiducia o no. O quanto è prezioso avere intimità per avere conoscenza di quella persona. Altrimenti io non avrò la sicurezza. Perciò, carissimi, per finire questa parte, non dimenticare di questo. Io devo avere delle persone di fiducia, altrimenti non sono completo in me. Io devo essere una persona di fiducia, altrimenti io non vivo i valori di Cristo. Ma io devo sapere che c'è qualcuno che è molto più importante, che è Dio. E è in Lui che eu devo avere la fiducia completa. Negli uomini io posso subire il tradimento, e qua c'è il perdono. Negli uomini io posso subire qualche situazione difficile. Perciò che Dio ci insegna a vedere prima le caratteristiche, prima di aprire il cuore a queste persone, e dopo che eu posso aprire il cuore a persone. Perciò che o perdono, quando dice in Pietro, quando Gesù stava parlando con Pietro, allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Avere fiducia nelle persone è un rischio, ma io devo sapere che eu devo essere pronto a perdonare se non sbaglio. E o perdono è una liberazione mia. Francesco ha lavorato sul perdono in modo prezioso, o quanto è importante vivere questo, nello studio sul perdono. E è quanto prezioso sapere che una fiducia è collegata anche al perdono. Perché le persone sbagliano. Pietro è sbagliato con Gesù. Giovanni è sbagliato con Gesù. Giacomo è sbagliato con Gesù. Giuda è sbagliato con Gesù. Ma c'era il perdono. E Gesù conosceva il loro cuore. Perciò eu devo sapere che avrò fiducia, ma eu devo sapere che queste persone possono sbagliare con me. Eu devo sapere che posso succedere un sbaglio, oppure un sbaglio intenzionale. E è di là che eu devo sapere gestire un modo di continuare a avere la fiducia con la persona. Ma il perdono io devo manifestare perché è una liberazione in me. Ebrei 12, 14, o testo dice così. Di Ebrei 12, 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia a molti di voi che ne siano contagiati. Questo Cristo Gesù ci ha insegnato perdono e ci ha insegnato una liberazione per non avere amarezza nel cuore. Perché quando esiste un sbaglio e viene l'amarezza, il problema è con me. Il perdono è evitare che questa amarezza entri nel mio cuore. Perciò, se io voglio avere fiducia con qualcuno, eu devo sapere che io non posso sbagliare, ma se c'è un sbaglio, l'amarezza non può avere. Ma io devo stare attento a queste persone. Provérbio 3,29: non tramare o male contro il tuo prossimo, mentre ele abita fiducioso con te. Quando tu vedi un amico che ha fiducia in te, non tramare male. Se qualcuno lo fa, tu sai come lavorare in questa strada.
mas io devo sapere quanto leale e correto eu devo essere con questa persona. Chi vai parlando svela i segreti, ma chi va allo spirito leale tiene celata la cosa. Una persona fiduciosa è quella che ascolta e la mantiene. Così o importante di cercare una persona e avere fiducia è una persona che sia molto sincera, trasparente e che non apre tanto la bocca e che parla poco. E tu vedi che questa persona c'ha integrità con il Signore e che è una persona che sviluppa un comportamento con il Signore con sforzo e cresce con il Signore. Fiducia non è semplice, ma dobbiamo avere. Io non posso camminare da solo senza una fiducia con le persone e neanche delle persone che non posso avere fiducia in me. È la mia responsabilità. Amém? Che Dio ci benedica. Preghiamo. Nosso Padre, grazie, perché la fiducia è un rapporto profondo di uno con gli altri. Abbiamo bisogno e che possiamo crescere, Padre, come comunità, come persona, in creare dei rapporti di piena fiducia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor.